Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Palermo li ricorda a 23 anni dalla strage di Capaci. Dalle 9:30 via le celebrazioni in ricordo dell'eccidio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella celebre aula bunker, il tempio del maxi processo che scaturì dall'azione di Falcone, Borsellino e del pool antimafia. Con il Capo dello Stato anche il Presidente del Senato Sograsso, il Ministro dell'Istruzione Giannini, il Ministro della Giustizia Orlando, il Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti ed ancora il Presidente della Corte dei Conti Raffaele Squitieri, il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Legnini, Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato con la moglie e la scorta dall'esplosione di 500 kg di tritolo posti nel tratto autostradale che collega l'aeroporto con il capoluogo. Il Capo dello Stato è intervenuto dalla tribuna dell'aula bunker ringraziando a nome dell'Italia le vittime delle stragi, parlando di quella di Capaci come una profonda ferita per lo Stato e lodando l'attività svolta dalle associazioni a favore dello sviluppo e della legalità. Un saluto particolare e un ringraziamento di cuore alla professoressa Maria Falcone, ha detto Mattarella, che ha avuto la forza di trasformare il dolore più grande in una straordinaria energia civile, la quale a sua volta ha generato altra passione, creatività, responsabilità. E tutto ciò ha preso forma in reti diffuse di cittadinanza attiva. Tutti concordi nel ricordare ancora dopo 23 anni la strage. Un giorno di ferita per l'Italia, un giorno triste, ma che dà speranza. Da dimenticare è impossibile, perché proprio questa memoria attiva deve servire a far capire a tutti gli italiani che la lotta alla mafia non la possono fare solo i siciliani. Loro lo hanno fatto e tutte le nostre vittime lo dimostrano, ma è necessario che ci sia l'attenzione di tutta l'Italia, perché la mafia è in tutta Italia, non solo in Sicilia. Io ogni volta che entro in quest'aula provo un'emozione enorme, perché ho vissuto 3 anni della mia vita qua dentro con impegno, con professionalità, e quindi voglio lanciare questo messaggio. Abbiamo bisogno di questo impegno, di questa professionalità, di questa partecipazione e solidarietà da parte di tutti, delle istituzioni, dei magistrati, delle forze dell'ordine, ma soprattutto dei cittadini e dei giovani. Però noi istituzioni dobbiamo creare le condizioni perché si possa superare in una svolta democratica quelle che sono le catene che la mafia dà, nel senso che può dare sussistenza, protezione. Alle 17:58 del 23 maggio del 92 la mafia chiudeva i conti con il suo nemico numero 1, Giovanni Falcone. 600 kg di tritolo piazzati sotto un cunicolo dell'autostrada Punta Raisi-Palermo ridussero in cenere la Fiat Croma bianca guidata dal giudice, con accanto la moglie Francesca Morvillo, e sul sedile posteriore l'agente Giuseppe Costanza, che si salverà. Dietro e davanti le altre 2 Croma, quella marrone guidata da Vito Schifani con accanto Antonio Montinaro, e sul sedile posteriore Rocco Dicillo, tutti e 3 morti, e quella azzurra trasformata in un ammasso di rottami, ma con i 3 agenti che riusciranno a salvarsi. Quarto Savona, 15, il nome della pattuglia degli angeli custodi del magistrato antimafia. Che per il giudice Falcone percorrere quell'autostrada fosse troppo pericoloso, i poliziotti dell'ufficio scorte di Palermo lo sapevano bene. Quando passavano sul tratto della 29 che collega Palermo a Punta Raisi, guardavano con timore le gallerie. La mafia avrebbe potuto metterci l'esplosivo. Una volta superate tiravano un sospiro di sollievo. Pericolo scampato. Se c'era poi una macchina ferma ai bordi della strada, cercavano di cambiare percorso ed allontanarsi velocemente. Quel giorno però fu tutto diverso e la morte arrivò in piena carreggiata, feroce e terribile. Drammatica la testimonianza di Tina Montinaro, vedova di Antonino Montinaro, uno degli agenti di scorta, quando apprende la notizia della strage. Io stavo nel nostro piccolo negozietto, perché avevamo un negozietto al centro. Stavo con i bimbi dove ci aveva lasciato Antonio poche ore prima, quindi ha chiamato un'amica mia e sua e voleva sapere dove stava Antonio, che io non lo dicevo, perché non dicevo mai mio marito quando stava fuori o era di scorta dove era, ma lei insisteva.
poi alla fine ha detto: guarda Tina, c'è stato un attentato a Giovanni Falcone, volevo sapere se Antonio stava di servizio. Io ho chiuso la telefonata con lei e ho chiamato al 113. Il 113 c'era un ragazzo, ricordo ancora, che era stava confusissimo, giustamente. Quindi quando gli dissi chi ero, lui mi disse: signori, io non lo so ancora, so solamente che è successo un macello.